The Dreamer, anticipazioni dell'8 settembre. Jeanne ruba un bacio a Sanem. Questa puntata Sanem, visto che non è riuscita a confessare a Jeanne di aver visto suo fratello portare via la telecamera messa da Eileen in agenzia, ha pensato di andare personalmente a parlare con Omri. Infatti, subito dopo, Sanem si reca a casa a Divit per parlare con Omri, a cui dice di averlo visto prendere la sfera, ma lui inizialmente nega tutto. Sanem allora lo accusa di tramare ancora alle spalle di suo fratello, ma Emre le chiede di tenere la bocca chiusa e le dice di non immischiarsi in cose che non la riguardano. Tornata a casa, Jeanne propone a Emre di tornare in ufficio l'indomani. Dopo aver parlato col fratello, Emre chiama la mamma e le dice che sta andando tutto bene. Sanem racconta a Leila della telecamera e cerca di aprire gli occhi alla sorella su Emre, dicendole pure che l'ha minacciata. Leila alla fine incoraggia Sanem a parlare con Jeanne. L'indomani Sanem va nell'ufficio di Jeanne, chiude la porta e gli racconta tutto. Viene però a sapere che la sera precedente Emre ha raccontato della sfera con la telecamera a Jeanne. Lui vuol sapere come mai non ha subito raccontato ogni cosa e Emre risponde che temeva che si sarebbe arrabbiato e Jeanne lo ringrazia per avergli detto la verità. In agenzia Emre si accorge che Leila è molto fredda con lui e Leila gli dice che è un bugiardo perché aveva promesso che non avrebbe fatto più del male al fratello. Subito dopo però le due sorelle si confrontano sulla vicenda e Leila si sente in colpa nei confronti di Emre. In agenzia arrivano i modelli per il servizio fotografico. Oltre a Osman, tra essi c'è Sinan, un compagno di scuola di Sanem delle elementari. Jeanne si mostra subito gelosissimo del ragazzo, allorché Sanem racconta che tutte le ragazze erano innamorate di lui. Sanem gli dice che Sinan è solo un amico. Jeanne le chiede "e io?" Sanem allora gli risponde che lui è un amico speciale. Mentre sta per andare incontro al suo amico per dargli un bacio per salutarlo, Jeanne si interpone e Sanem gli stampa un bel bacio sulla guancia a Jeanne, al quale segue un grande imbarazzo. Poco dopo Leila va a scusarsi con Emre per averlo accusato ingiustamente. Gli dice di sentirsi in imbarazzo per questo, ma Emre la invita a pranzo. Guriz appare assai contenta che Osman lavori ancora in agenzia, ma il ragazzo si arrabbia ed è deluso perché viene a sapere che Leila sta uscendo a pranzo con Emre. Jeanne cerca di insegnare a Sanem ad andare in Vespa per prendere la patente. Jeanne informa Sanem dell'importanza degli specchietti della Vespa e puntualizza che non servono per il trucco o per il rossetto, ma per guardare bene la strada, ma lei gli risponde che li ha usati solo per guardare lui. Dopo pochi minuti di imbarazzo, Jeanne e Sanem giungono all'inaugurazione della biblioteca del quartiere voluta da Mekki Bey, che nel frattempo è diventata sindaco. Ma al quartiere, mentre tutto sembra essere tranquillo, Muzaffer e sua madre Sun cercano di sabotare l'evento distribuendo nel contempo pane e salsiccia. Sanem reagisce e Jeanne la trattiene abbracciandola, ma ci saranno Yan e JJ che risolveranno la situazione. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!